ti dicessi che ho realizzato questa borsa con l'uncinetto, mi crederesti? Ebbene sì, l'ho realizzata con un solo gomitolo di filato Arctic. Io ho utilizzato questo rosa cipria, ma sul sito sono disponibili diverse colorazioni. Ti lascerò il link giù nel box in descrizione. È un filato in eco pelliccia a pelo lungo e ogni gomitolo pesa 200 grammi per 45 metri. E per realizzarla ho utilizzato un uncinetto da 12 mm. La borsa è molto semplice da realizzare perché i punti impiegati sono soltanto maglie basse. L'unica accortezza da avere è che l'ecopelliccia a pelo lungo non consente di visualizzare il punto con gli occhi, ma bisogna andare a cercarlo con le mani. Ma al di là di questo è veramente semplicissima da realizzare. E adesso passiamo subito al tutorial. Voglio farti vedere come è strutturato il filo all'interno. Questo sottilissimo filo che regge la pelliccia, che è abbastanza strutturato, quindi diciamo che tiene il filato molto bene. A questo punto, essendo un filato un po' particolare da lavorare, lo andremo a lavorare con l'uncinetto da 12 mm e bisogna avere un pochino di pazienza. Iniziamo subito andando a realizzare un cappietto. Inseriamo l'uncinetto e andiamo a lavorare 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso io i fili non li vado a tirare subito perché altrimenti non vedrei più i punti. A questo punto procedo soltanto con la realizzazione di maglie basse e le vado a lavorare tutto intorno in modo da creare il fondo della mia borsa. A questo punto con il dito vado a ritrovare il punto successivo, che è questo qui, entro con l'uncinetto e vado a realizzare una maglia bassa. Con il dito trovo il punto successivo, entro con l'uncinetto, carico il filo e vado a lavorare ancora una maglia bassa. In questo modo. Di nuovo con il dito vado a trovare il punto successivo, entro con l'uncinetto, carico il filo e vado a lavorare una maglia bassa. In questo modo. Di nuovo con il dito della mano sinistra vado a trovare il foro successivo, entro con l'uncinetto, carico il filo, lo porto fuori e vado a fare ancora una maglia bassa. Di nuovo entro nel foro successivo e vado a realizzare una maglia bassa. Entro nel foro successivo sempre con il dito e vado a lavorare una maglia bassa. Di nuovo entro nel foro successivo, carico il filo sull'uncinetto, lo porto fuori e vado a lavorare la mia maglia bassa. Entro sull'ultimo punto e qui vado a lavorare 3 maglie basse, quindi entro
la prima volta faccio la mia prima maglia bassa, rientro all'interno dello stesso punto e vado a realizzare ancora una maglia bassa, entro nuovamente all'interno dello stesso punto e vado a realizzare la mia terza maglia bassa. In questo modo, così facendo ho ricreato un aumento perché adesso devo andare a lavorare da quest'altro lato della catenella e con l'occasione vado a nascondere anche la codina del filo. Quindi entro nel punto successivo, lo vado a cercare sempre con il dito e faccio la mia maglia bassa. Entro nel punto successivo e vado a lavorare la mia maglia bassa e continuo in questo modo fino ad arrivare alla fine della riga, andando a lavorare una maglia bassa in ciascun punto. È molto semplice trovare il punto, l'importante è che ci andiamo ad aiutare con le dita, perché questo filato purtroppo non ci consente di vedere il punto. Questo è il punto che ho lavorato, faccio scorrere il dito e trovo il punto successivo, entro e vado a realizzare la mia maglia bassa. Di nuovo entro nel punto successivo, l'inizio magari può essere un po' difficoltoso, ma una volta presa la mano a trovare il punto con il dito diventa molto facile. Entro ancora nel forro successivo e vado a fare la mia maglia bassa. Entro ancora nel forro successivo e vado a realizzare la mia maglia bassa. A questo punto mi ritrovo qui sull'ultimo punto e vado a realizzare 2 maglie basse, tutte e due all'interno dello stesso punto. Una, di nuovo rientro e 2. Adesso vista così sembra abbastanza bruttina, ma non dobbiamo far altro che andare a tirare fuori i peletti con le mani in questo modo. Basterà solamente pizzicare delicatamente la pelliccia e tutti i peletti verranno fuori. Questo è il fondo della nostra borsa e adesso dobbiamo andare a sviluppare la borsa in altezza. Quindi si va a lavorare a spirale senza andare a chiudere i giri. Quindi con il dito trovo il primo punto, eccolo qui, entro direttamente con l'uncinetto senza andare a realizzare maglie basse o maglie bassissime e vado a fare la mia prima maglia bassa del corpo della borsa. E la vado a contrassegnare, anche se in modo un po' difficoltoso, con un marcapunti. A questo punto giro la lavorazione, non vado più a fare aumenti, ma vado a lavorare semplicemente i punti così come si presentano. Con il dito trovo il foro successivo, quindi il punto successivo, entro con l'uncinetto e vado a realizzare la mia seconda maglia bassa. Di nuovo con il dito trovo il punto successivo, entro con l'uncinetto e vado a realizzare la mia maglia bassa. In questo modo. Ancora con il dito trovo la maglia bassa successiva, entro con l'uncinetto e vado a realizzare la mia maglia bassa. Di nuovo trovo il foro successivo, entro con l'uncinetto e vado a realizzare la mia maglia bassa.
questa è quella che ho lavorato, mi sposto con il dito ed entro nel foro successivo, entro con l'uncinetto e vado a fare la mia maglia bassa, quindi non faccio altro che andare a lavorare in tondo. Questa è l'ultima maglia che ho lavorato, mi sposto nel foro successivo e vado a fare la mia maglia bassa e continuo in questo modo fino alla fine del giro, che in questo caso è qui dove ho messo il marcapunti. Io continuo e ci vediamo al marcapunti. Sono arrivata nuovamente dove ho posizionato il marcapunti e ho completato tutto il giro. A questo punto non faccio altro che andare a ripetere esattamente quello che ho fatto adesso, quindi vado a lavorare semplicemente una maglia bassa in ciascuna maglia bassa del giro precedente. Adesso iniziamo insieme il secondo giro del corpo della borsa, io poi andrò avanti per qualche altro giro per farti vedere come si sviluppa. Torniamo sul primo punto, togliamo il marcapunti e andiamo a ritrovare il punto, che è questo qui, entro con l'uncinetto e vado a fare la mia maglia bassa, in questo modo, che vado a contrassegnare sempre con il marcapunti. A questo punto le maglie che devo andare a agganciare sono queste qui, quindi non questa, ma queste più esterne. Le sentite con il dito, non vi preoccupate. Aggancio il filo e vado a realizzare la mia maglia bassa. Di nuovo entro nel foro successivo, sempre quelli in alto, e vado a realizzare la mia maglia bassa. Di nuovo entro nel punto successivo, qui foro in alto, entro con l'uncinetto e vado a fare la mia maglia bassa. Di nuovo punto successivo, eccolo qui, si sente proprio il filo, eccola, questa è la catenella della maglia bassa, quindi bisogna agganciare con il dito, bisogna sentire questi due fili. Entro e faccio la mia maglia bassa. Di nuovo questa è quella che ho lavorato ed entro in quella successiva e vado a fare la mia maglia bassa e continuo in questo modo fino al raggiungimento della lunghezza desiderata, quindi non faccio altro che andare a realizzare una maglia bassa in ciascuna maglia bassa del giro precedente. Ed ecco che già dopo qualche giro la nostra borsa già ha preso un po' di altezza e così è come si presenta. Se non si vanno a tirare immediatamente i fili, come puoi notare qui si vede benissimo il punto della maglia bassa e questa è la catenella della maglia bassa. Non so se riesci a vedere dalla telecamera. Quindi il consiglio che posso darvi è quello di tirare tutti i peletti una volta terminata la borsa. A questo punto io continuo con la lavorazione, termino tutto il corpo della borsa e poi ci rivediamo di nuovo insieme per vedere come attaccare i manici e ovviamente per dirti anche le misure della borsa terminata. Voglio darti anche un consiglio: se per caso sbagli punto e devi andare a sfilare il lavoro, può succedere che il filo si blocchi e per togliere il punto basta solamente andare a tirare fuori i peletti e il punto si sfila da solo. Ed eccomi che sono arrivata al termine del gomitolo e quindi al termine della borsa. A questo punto qui ti ho inserito il marcapunti per farti vedere il punto e vado a chiudere il tutto con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla maglia successiva, quindi vado ad inserire il dito, entro con l'uncinetto
Carico il filo, lo porto fuori e lo porto fuori da qui. Sfilo a questo punto il lavoro e vado a nascondere questa codina di filo. Tolgo il mio marcapunti, mi sposto all'interno della borsa e con l'uncinetto vado a nascondere questa codina qui. È un po' complicato perché anche all'interno non si riesce a vedere il buco e lo vado a nascondere in questo modo. A questo punto posso girare la borsa. Come puoi notare, qui si vede ancora il segno della maglia bassa, l'ho lasciato appositamente per farti vedere come tirare il pelo fuori e si fa semplicemente in questo modo, andando a pizzicare leggermente le maglie. Vedete? E una volta tirati fuori tutti i peli, ecco come si presenta la borsa. A questo punto devo andare a foderarla all'interno perché lavorando con questo filato senza fodera all'interno sarebbe praticamente impossibile ricercare qualsiasi cosa e poi tenderebbe molto ad allungarsi perché come vedete è un filato abbastanza morbido, quindi devo andare ad inserire una fodera all'interno. E siccome voglio dare anche un po' di rigidità a questo punto alla borsa, vado a realizzare la mia fodera con del feltro. Quindi metto da parte un attimo la mia borsa e prendo il mio foglio di feltro. Questo qui che ho io misura 40 per 60 centimetri. Quindi lo andiamo a piegare a metà in questo modo. Riprendiamo la nostra borsa e la andiamo a appoggiare su in questo modo, lasciando un margine un pochino da questo lato e un pochino da quest'altro, e da questa parte andremo a rifilare leggermente il nostro feltro. Quindi mi lascio un minimo di margine e vado a tagliare con le forbici il mio feltro. A questo punto, una volta tagliato il feltro, vado a riposizionare la borsa al di sopra. Direi che va più che bene, quindi la rimuovo e la metto un attimo da parte. A questo punto vado a cucire o a incollare con la colla a caldo i due laterali, quindi vado a mettere colla o cucitura sia da questo lato che da quest'altro. Andiamo a incollare in questo modo, prima da un lato e poi dall'altro. A questo punto incollate entrambe le parti. Io qui l'ho rifilata leggermente perché era troppo grande e l'ho lasciata un centimetro in più rispetto alla misura reale della borsa, perché abbiamo un fondo di 25 cm mentre qui l'ho fatto di 26. A questo punto non ci resta che andare a provare la fodera all'interno della borsa e stabilire l'altezza. Io già l'ho provata, la mia borsa è di circa 29 cm di altezza, quindi andrò a rifilare la fodera a circa 28 cm o 27, facciamo 28. Faccio un segno con la penna e vado a tagliare lungo questa linea.
Una volta tagliata la vado a riprovare nuovamente all'interno della borsa. Ok, è ancora troppo lunga, quindi la vado a rifilare qualche altro centimetro. Di nuovo, una volta tagliata la parte superiore, la vado a riprovare all'interno della borsa. Ok, a questo punto direi che ci siamo. E così è come si presenta l'interno. A questo punto sfilo la mia fodera. Vado con il centimetro da sarta a prendere il centro. Di qui abbiamo 26 centimetri, il centro è 13. E vado a fare un segno anche dall'altro lato. 26 centimetri. Questo perché? Perché dovrò andare ad agganciare i bottoni automatici. Prendo il bottone automatico, lo posiziono qui e faccio una leggera pressione e rimangono questi due segni che vado a tagliare con delle forbicine. Stessa cosa la vado a fare dall'altro lato. E vado ad attaccare i miei bottoni con la parte del bottone rivolta ovviamente verso il dentro della borsa. In questo modo vado a stringere e vado a fare la stessa cosa anche da quest'altro lato. Ok, a questo punto, una volta posizionati anche i bottoni, posso andare ad inserire la fodera all'interno della borsa e andarla a cucire qui sul perimetro superiore o con un filo rosa o con un filo da pesca, quindi quelli trasparenti. A questo punto ho inserito la fodera all'interno della borsa, ma ancora non l'ho cucita perché vado ad applicare questi moschettoni. Io li avevo a casa, ma puoi attaccarci tranquillamente un ponticello qualsiasi per poi attaccare il manico, e ne vado a mettere uno a destra, ok, in questo modo, e uno a sinistra, qui esattamente sui laterali, in questo modo, e qui andrò ad attaccare il mio manico. E adesso passo alla cucitura con un ago normalissimo della fodera all'interno della borsa. A questo punto, una volta cucita anche la fodera all'interno, eccola qui come si presenta. Io l'ho cucita con un semplice ago e del filo da pesca. A questo punto non mi resta che attaccare il manico e io voglio attaccare questa catena qui. Non faccio altro quindi che andare ad allargarla con delle pinze . In questo modo, e vado ad inserire questo anello qui nell'anello del moschettone che ho attaccato sulla borsa, in questo modo, e sempre con l'aiuto delle pinze vado a stringere. In questo modo, e vado a fare la stessa cosa anche dall'altro lato. Ok, e in questo modo ho completato la mia borsa ed eccola come si presenta la nostra borsa Arctic una volta completata.
Fammi sapere che cosa ne pensi giù nei commenti. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like e se non l'hai già fatto ti invito ad iscriverti al canale per non perderti altri progetti creativi. Per questa settimana è tutto, ma noi ci vediamo alla prossima con un nuovissimo tutorial. Ciao!